È stato solamente un falso allarme per il giovane calciatore francese del Castel Termini. Il ragazzo, che presentava qualche linea di febbre, precauzionalmente è stato sottoposto a tampone, che fortunatamente è risultato essere negativo. Tutta la squadra ha ripreso la preparazione in vista di recuperare il primo dei due incontri stagionali non disputati. Ma attenzione, perché per allinearsi alle altre squadre dovrà giocare 4 sfide nel giro di appena 10 giorni. Inizierà domani, mercoledì 30 settembre prossimo, allo stadio Lo Monaco contro il Parmonval. Domenica sarà di scena invece al Marineo contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Mercoledì 7 ottobre recupero con l'Acregas ed infine il 10 ottobre chiuderà il ciclo delle 4 gare consecutive in casa con la Folgore. Per quanto riguarda la compagine dei tempi, il tecnico Francesco Di Gaetano ha ripreso da un paio di giorni la preparazione in vista della sfida interna di domenica prossima contro il Marsala. Non potrà contare sull'apporto del difensore Mannina, appiedato dal giudice sportivo, ma sono pronti gli ultimi arrivati che scalpitano per un posto in prima squadra. Per quanto concerne il Marsala, prossimo avversario dei biancazzurri, la squadra è allenata dal tecnico calabrese Giuseppe Tortora, un passato da attaccante in Serie C, 24 anni sui campi e oltre 250 reti realizzate, per poi iniziare nel 2009 la carriera di allenatore. Tortora ha iniziato come allenatore nelle squadre giovanili del Crotone, guidando tutte le formazioni fino all'ultimo anno in panchina della squadra primavera. L'anno scorso è stato alla guida dell'Avezzano in Serie D. Dopo 2 giornate Marsala ha conquistato un solo punto, pari ottenuto a Caltanissetta contro la Nissa, mentre domenica scorsa ha perso in casa 1-2 con il Parma.